Conferenza stampa stamani in procura avente per oggetto il sequestro effettuato ieri del parcheggio abusivo di 5.000 metri quadrati che ha visto denunciati 4 persone che avevano occupato abusivamente un'area appartenente al demanio dello Stato che era stata adibita al luogo di sosta a pagamento per i bagnanti che si recavano nella zona. L'operazione, scaturita da un'informativa del comandante dei Vigili Urbani di Montallegro, è stata sostenuta dalla Procura della Repubblica con la collaborazione della Capitaneria di Porto, dell'Ufficio del Demanio, del Corpo Forestale Regionale, dei Carabinieri. Il procuratore aggiunto Salvatore Vella e il sostituto Andreoli, che hanno illustrato l'operazione, non hanno escluso ulteriori sviluppi sulla vicenda. La provincia di Agrigento ha delle perle di bellezza paesistica, di bellezza architettonica e bellezza ambientale. Stiamo puntando la nostra attenzione anche su questi aspetti, cioè di garantire la tutela e quindi la possibilità per il cittadino di godere di questi beni che sono beni di tutti. Sono stati commessi numerosi abusi in questi anni e la vicenda di cui ci stiamo occupando è una di queste, in cui i privati hanno utilizzato beni pubblici per i loro interessi. Questo non è consentito, non è possibile, ci stiamo muovendo e stiamo mettendo in campo diverse forze per consentire alla provincia di Agrigento di utilizzare questi beni anche a finalità turistica ma di fruizione pubblica. Ci saranno sviluppi, lei diceva al termine della conferenza stampa, magari sulla vicenda, con altre zone o relativamente a questo? La collega ha emesso un decreto di sequestro preventivo d'urgenza di quest'area perché era un'area che stava cominciando ad essere nuovamente, come ogni anno, utilizzata da privati per sfruttamento di carattere economico e commerciale. La zona è molto più ampia, la zona in cui si presume che siano stati commessi questi abusi, e quindi la nostra attività viene estesa anche ad altre zone limitrofe a quella oggi sequestrata. Naturalmente la Procura si è limitata a fare quanto di sua competenza. Abbiamo approfondito la vicenda portata alla nostra attenzione da parte della Polizia Locale di Montallegro. Le attività di indagine sono state molto lunghe, sono complesse e sono tuttora pendenti, e sostanzialmente l'esigenza è stata quella di restituire alla fruibilità pubblica i terreni del demanio marittimo, e pertanto stiamo proseguendo l'attività di indagine per verificare se sussistono altre ipotesi. Per arrivare lì, io comando Montallegro Scavalco, quindi dall'anno scorso, nel mese di aprile, il primo problema che mi ha esposto il sindaco Caterina Scalia, alla quale devo dare molto, anche perché lei mi ha dato tanto coraggio nel dire continua, non ti preoccupare. È stato questo, lei aveva i problemi dei posteggi, perché purtroppo noi abbiamo queste aree di parcheggio, perché tutti sapevano ma nessuno voleva agire. Questa area di parcheggio, che è presunta della proprietà del demanio, che erano state occupate arbitrariamente da soggetti privati, e questi soggetti praticamente questa area che è stata sottoposta al sequestro ieri la adibivano a parcheggio durante l'estate. Ringrazio, e infatti io a mia volta do il merito a lui di aver iniziato un'attività difficile, complessa, che ha richiesto mesi e mesi di attività di indagine, di consultazioni, di documentazioni, per risalire a quello che poi si è rivelato essere una documentazione non corretta. Era stato praticamente preso spunto da atti e documenti che erano stati utilizzati a vantaggio di soggetti privati per certificare qualcosa che non era vero, ovvero che intere aree che erano di proprietà del demanio marittimo, quindi pubbliche, fossero invece private. Questo è stato possibile attraverso anche attività info-investigative, attraverso l'utilizzo dei moderni sistemi, anche con rilievi aerofotogrammetrici e tali da ricondurre all'esatta secante demaniale e quindi dividere ciò che ovviamente era stato impropriamente reso privato laddove non lo era.